Professionisti, manager, parecchi giovani e donne e qualche nome eccellente. Massimo Zanetti ha presentato la lista Prima Treviso che lo sosterrà alle prossime elezioni comunali. Con il re trevigiano del caffè correranno tra gli altri Giovanni Schiavon, ex presidente del Tribunale di Treviso, Fausto Favaro per 15 anni e fino a pochi mesi fa presidente dell'ISRA, l'Istituto Case di Riposo, Mario Sanson, già numero 1 provinciale della FIGC, vicepresidente del CONI Trevigiano e consigliere regionale della Lega Calcio Dilettanti, Attilio Nando Corsi, per oltre 25 anni medico sociale della Benetton Rugby, Andrea Vettoretti, chitarrista di fama internazionale e fondatore del Festival delle Due Città, Prando Prandi, giornalista sportivo. Zanetti ribadisce come si tratti di persone tutte lontane dai partiti e dalla politica, anche se in realtà alcuni candidati non sono proprio dei novizi, come lo stesso Favaro, già sindaco di Loria e consigliere provinciale, o Paolo Bazzotti, attuale consigliere comunale di maggioranza in quota area popolare. La nostra è una lista di persone giovani, fresche, piene di buona volontà, fresca alla politica, nuove, tutte nuove, quindi che non ripetano i soliti giochini o teatrino della politica tradizionale, che è legato molto a conservare la famosa cadrega. Ecco, quindi se la gente vuole cambiare ha la possibilità di cambiare. Quanto alle elezioni, l'imprenditore trevigiano dice di non aver ancora perso le speranze per una possibile alleanza di tutti i moderati, ma sottolinea anche come la scelta di continuare con Giancarlo Gentilini candidato sindaco sia controproducente. PDL e Lega, così come stanno facendo, non credo che abbiano delle possibilità. Per noi sicuramente prenderemo dei voti, sono voti che vengono tolti a loro, quindi insomma è più difficile. Quindi è Manildo, diciamo, il suo Secondo me la persona da battere sarà Manildo, per quel che ci riguarda. Senta, appunto, il PDL è spaccato tra lei, l'accordo con la Lega che ancora difende Gentilini, cosa succederà, come la vede? Lei aveva fatto un appello all'unità dei moderati, ci sono ancora speranze? Io ci spero sempre, a un certo punto se loro interpretano il rinnovamento con una persona di 84 anni, è dura, Non posso fare altri commenti, con tutto il bene che gli posso volere, ma 84 anni sono 84 anni, e un sindaco starà quasi 5 anni, quindi vuol dire arrivare a 90 anni. Diventa Matusalemme. C'è bisogno di un ricambio, dicevo. Ma io penso di sì. Qualsiasi persona che abbia un minimo di saggezza penso che possa pensarla in questo modo, insomma.